Parliamo di umanizzazione delle cure, oggi con il professor Umberto Tirelli che ci parla della sua esperienza in un campo in cui l'umanizzazione è particolarmente difficile ma anche importante. Senz'altro importante, essenziale, perché quando parliamo di tumori e di centinaia di diversi tipi di tumori, quindi con una prognosi completamente diversa da uno all'altro, e spesso la gente invece li mette tutti insieme, o un tumore come se fosse un'unica malattia, da una parte, che è già un problema molto serio perché affligge moltissime persone ogni giorno. Pensate che ogni giorno ci sono 1000 nuovi casi di tumore che si aggiungono ai milioni di persone che vivono oggi, 3 milioni di persone circa che vivono oggi con una diagnosi di cancro. Quindi i tumori da una parte, centinaia di malattie diverse, dall'altra l'HIV-AIDS, di cui ho avuto esperienza e ho potuto vedere l'evolversi di questa patologia inizialmente terrificante che portava a morte tutte le persone. Qui ad Aviano abbiamo avuto decine e decine di morti giovani in poco tempo perché non c'erano delle cure efficaci, e poi la storia invece dell'HIV-AIDS che si è risolta come uno dei successi più importanti della medicina di sempre, devo dire, perché in pochissimo tempo si è scoperto il virus che causava questa immunodeficienza e dei trattamenti che hanno portato a una cura, diciamo, pur cronica, pur di controllo dell'infezione, ma sicuramente ha portato nei paesi occidentali, nei paesi dove c'è questa terapia, dove ci si può permettere questa terapia, un grande risultato, ma con tutte delle problematiche di trattamenti a lungo termine. Ci sono dei pazienti oggi che da 20 anni fanno i trattamenti, con tutti i problemi poi psicologici che si innescono nel fatto che uno non muore ma vive con questa spada di Damocle. Un'altra patologia che dovrebbe interessare anche lo psicologo è la sindrome della fatica cronica, come esempio di una patologia che non viene creduta da molti medici. Ci sono tanti pazienti, in Italia calcoliamo ci sono 300.000 persone, ma nel mondo ce ne sono tantissimi, che hanno una patologia molto discriminata, perché siccome non c'è una diagnosi clinica sicura, laboratoristica sicura, non c'è una diagnosi di esclusione, si basa solo su dei segni clinici di una spossatezza che dura da molto tempo, una situazione di una specie di influenza cronica, eccetera, eccetera. Molti medici tendono a sottovalutarla e a considerarla chiaramente un problema di stress, un problema di depressione, eccetera, eccetera. Se torniamo al discorso dei tumori, che chiaramente ha un impatto sociale notevole oggi più che mai, dobbiamo tener conto di alcuni aspetti, alla diagnosi, durante il trattamento e a lungo termine, se c'è un lungo termine, anche se sappiamo oggi che con la diagnosi di cancro complessivamente il 50% delle persone guarisce, ma complessivamente però, perché se andiamo a prendere tumori del cervello non operabili, tumori del polmone non operabili, un tumore della mammella iniziale, un linfoma, eccetera, hanno delle prospettive di vita completamente diverse, quindi non è che possiamo, i primi due esempi sono purtroppo patologie che portano a morte in mesi, al massimo qualche anno. Le seconde sono patologie invece che nell'80-90% uno guarisce. Quindi evidentemente all'inizio uno deve anche avere un impatto col paziente nel dire la diagnosi che deve essere detta a tutti, ma di, diciamo, modificare un pochino i termini della prognosi in base a com'è il paziente. Qui allora si apre tutta una serie di diverse caratteristiche del paziente, il paziente giovane, il paziente anziano, il paziente che non capisce bene di cosa stiamo parlando, cioè tutta una serie di bambini, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente c'è bisogno di avere un approccio completamente diverso. Poi c'è bisogno di dire la diagnosi, questa chiaramente deve essere data, dare però sempre delle speranze, bisogna dare anche delle speranze e delle possibilità di terapie, tenendo conto che le terapie non sono soltanto quelle appunto con un intento curativo, guaritivo o di avere un grande vantaggio nel futuro, ma anche quelle anche palliative che sono altrettanto importanti, cioè anche quando uno sa che purtroppo o all'inizio o nel corso della malattia c'è una prognosi cattiva, la terapia, anche se non è più quella con un intento guaritivo o di controllo della malattia a lungo termine, è importantissima quella palliativa. Palliativa vuol dire del dolore e psicologica sostanzialmente, chiaramente utilizzando degli hospice, utilizzando delle strutture che possono, diciamo, appoggiare il paziente negli ultimi
settimane, giorni, mesi della sua vita. Quindi durante il trattamento poi c'è tutta una serie di problemi dovuti agli effetti collaterali dei trattamenti, dovuti all'angoscia, dovuta alla depressione, all'ansia che si instaura perché uno pensa di non farcela oppure non vede dei risultati buoni e quant'altro, tutto quello che può succedere in un complesso di trattamenti fatti spesso in un ambiente non ottimale, che sono quelli degli ambulatori, dei hospital, che con l'affollamento delle persone che ci sono e con la carenza di personale che c'è, purtroppo questa è una piaga che ci colpisce, nonostante noi possiamo parlare, noi medici, ma credo che anche gli psicologi dovrebbero alzare la voce a riguardo. Purtroppo non siamo ascoltati, per cui i politici pensano che molte di queste malattie possono essere curate sul territorio, ecco la parola che usano sempre, il territorio, il territorio va bene, ma però quando, sì, per certe cose, ma quando uno sta male ha bisogno di un ospedale. L'ospedale vuol dire non che uno entra e cominciano a cronometrare i minuti in cui è dentro e già cominciamo a pensare di quando vanno a casa. Uno deve stare in ospedale per il tempo necessario per curare il suo problema per cui è entrato in ospedale, non che perché è anziano, perché è qui, perché non abbiamo il pronto soccorso che ci butta dentro i pazienti, dobbiamo mandare a casa velocemente i pazienti che abbiamo dentro. Questo lo facciamo perché siamo costretti dalle circostanze, non ci sono i letti. Diventa complicato non avere dei letti per poter seguire al meglio quando sono delle complicazioni o anche iniziare i trattamenti. Un'altra fase molto importante per la terapia dei tumori è a lungo termine. Non si dimentica, fortunatamente questo è un dato positivo, che dei 3 milioni di persone che oggi vivono con cancro, con una diagnosi di cancro in Italia, circa 1,5 milioni sono persone che hanno da 5 anni e più la diagnosi e molti di questi sono effettivamente pazienti che noi consideriamo guariti o lungoviventi, perché delle volte in certe patologie non possiamo dire che uno è sicuramente guarito, ma sicuramente è un lungovivente, cioè non c'ha malattia, oppure è controllata e quant'altro. Tutto questo comporta un approccio psicologico importantissimo, oltre che medico. Noi qui ad Aviano abbiamo costituito una clinica dei guariti insieme agli psicologi e i pazienti dopo 5 anni che non hanno una malattia evidente vengono valutati per gli aspetti psicologici quasi traumatici post la diagnosi e la terapia. Sono delle specie di Lazzaro che sono risuscitati dopo che avevano considerato molti di questi persa la battaglia e morti. Adesso sono tornati alla vita, problemi familiari, problemi di lavoro, problemi anche effetti dei trattamenti che si sono verificati, la fertilità, avere un figlio, non avere un figlio, eccetera, eccetera, una serie di problematiche che noi in questa clinica dei guariti affrontiamo, medici, oncologi e psicologi insieme per dare le risposte migliori. Che abbiamo la collaborazione dei cardiologi, per esempio, molti di questi pazienti guariti hanno però dei problemi cardiologici a causa dei trattamenti che hanno ricevuto, sia chemioterapici che radioterapici, quindi bisogna affrontare bene questo aspetto e quindi dare delle risposte migliori. Ecco, quindi nei tumori abbiamo dei problemi alla diagnosi, abbiamo problemi durante il trattamento, abbiamo problemi di coloro che sono guariti e purtroppo abbiamo i problemi di quelli che invece non ce la fanno e che vanno incontro alle cosiddette terapie palliative, che sono quei trattamenti che sono altrettanto importanti a mio parere di quelli che portano a guarigione, che sono quelli della terapia del dolore, il supporto psicologico, la scelta del trattamento terminale che diciamo, il paziente potrebbe fare, adesso abbiamo tutti i discorsi che sappiamo bene sulla determinazione della fine di vita e tutto quello che ne va dietro, e quindi l'importanza di dare la miglior qualità di vita anche negli ultimi giorni della vita, che è importantissimo. Quindi nei tumori abbiamo tanti problemi che vedono insieme i medici, gli oncologi e ovviamente anche gli altri specialisti e gli psicologi. Professore, abbiamo parlato di medici e psicologi nel lavorare con e per i pazienti. C'è un ruolo, a suo giudizio,
per anche un supporto da parte dello psicologo ai medici stessi, sia in termini formativi, per esempio di comunicazione, che in termini anche di gestione della loro professionalità, specie in un ambito difficile come quello in cui opera lei? Ah, senz'altro. Tutto questo fatto, il linguaggio del corpo, il sorriso, il dire le parole giuste, dare conforto, sicurezza a seconda dello stato della malattia che ha, a seconda della fase della malattia che ha, eccetera, eccetera, è importantissimo. Per cui noi chiediamo allo psicologo questo. E soprattutto ci sono, ovviamente, su 10 oncologi medici ce ne sono 5 che hanno una certa caratteristica, altri 5 che hanno completamente diverse, perché è chiaro che non è che si può, però purtroppo si può scegliere. E purtroppo però dopo, quando uno è nel tanti anni che fa questo mestiere, perché poi alla fine è un mestiere, diventa delle volte importante avere anche conoscere i trucchi del mestiere, cioè nel senso di in poco tempo di dare quei messaggi che non sono sconfortanti per il paziente e invece utili per lui e per la soddisfazione di entrambi, ovviamente il paziente e anche il medico che si sente più soddisfatto di quello che ha fatto, quindi lo psicologo qui è importantissimo. E per concludere, un giudizio non soltanto da medico con una lunga e importante carriera, ma anche da studioso. Eh, il benessere della persona, una cura che metta la persona al centro, quanto influisce poi sull'esito stesso della cura, a suo giudizio? Dunque, allora, è chiaro che io ricordo tanti pazienti che erano depressi, erano già detto sono morto, eccetera, che sono guariti perché i trattamenti che hanno fatto sono stati efficaci, altri che invece erano ottimisti e dicevano che avrebbero sconfitto il cancro, avevano un tumore che i trattamenti non potevano guarire, sono morti. Quindi premesso questo, e credo che sia importante ovviamente il rapporto e anche che il paziente sia nelle condizioni migliori, no? Dal punto di vista suo psicologico, quindi è importante che chiaramente è ovvio che se uno è depresso e gli dai un trattamento per cui vomita, sta a te cercare di convincerlo a vomitare per quel periodo di tempo, anche se è depresso, perché casomai quello lo guarisce. Quindi questo diventa complicato, ovviamente. Ci può essere quello che invece è ottimista oppure biologicamente non ha, o perché prende le medicine che per lui funzionano molto bene, antivomito per esempio, per fare l'esempio del vomito, e lui tollera bene la terapia, sia per la terapia di supporto antivomito, sia perché lui è così fatto e quindi tollera meglio la terapia e quindi riesce a... E quindi sono tanti fattori che intervengono insieme che è difficile, almeno per la mia esperienza, quantizzare certamente e dare le importanze prioritarie o meno, per cui diventa veramente difficile. Io credo però che sempre alla base di tutto sia la biologia della malattia di cui parliamo in quel momento e comunque la collaborazione con gli psicologi noi la facciamo per esempio in questa clinica dei guariti che è una cosa che è unica, abbastanza unica in Italia, non è che ce ne sono tante, per poter dare a coloro che hanno avuto un tumore nel passato, che adesso non ce l'hanno più, ma che hanno casomai degli effetti collaterali di quello che è stato il passato, anche spesso psicologici, proprio perché la gente ha perso il lavoro, l'ha considerato non più importante perché aveva un'altra cosa più importante che era il tumore maligno che lo avrebbe portato a morte, che invece non ha portato a morte. Tutta una serie di problematiche per cui credo che abbiamo, e sempre di più sarà così fortunatamente, perché riusciremo, però l'impatto che ha sulla gente comune, e poi che diventa paziente, dalla parola cancro, è ancora un impatto molto importante che fa saltare tutti i meccanismi diciamo, del paziente e quando diventa paziente, anche se ha un tumore piccolo, un tumore guaribile, però gli dà un colpo importante alla sua personalità, alla sua sensibilità, alla sua psicologia poi alla fine. E quindi poi se ci aggiungiamo poi i trattamenti che facciamo noi, che alle volte possono essere duri, o la chirurgia che può essere togliere, non ho parlato ovviamente della chirurgia, ma è chiaro, toglie un seno, toglie un pezzo, o fa un intervento che lo porta all'impotenza, per problemi di tumore della prostata, eccetera, sì, hanno un impatto mica da poco, quindi voglio dire, ci deve essere. E voglio concludere che la vostra battaglia dovrebbe essere quella, come psicologi, di avere uno spazio maggiore
negli ospedali, degli hospital, negli ambulatori oncologici, e chiaramente questo in un contesto di dare la priorità alle malattie acute o quelle subacute, tenendo conto anche delle croniche, cioè di quando uno si cronicizza una malattia, ma questo comporta per forza investimenti, comporta soldi che bisogna tirare fuori, se no con l'invecchiamento della popolazione a cui stiamo assistendo in maniera molto rapida avremo sempre più pazienti che avranno problematiche di ogni tipo, anziani, che vanno, abbiamo parlato solo di alcune malattie, ma ce ne sono tante altre importanti, cardiovascolari, degenerative, parliamo di Alzheimer, parliamo di demenze, c'è tutta una serie di problematiche di cui come facciamo a rispondere a questi scenari senza un adeguato numero di persone che coinvolge questo fatto. Per cui cosa dobbiamo fare? Concludo. Dobbiamo cercare di insistere perché i costi, per esempio, dei farmaci, che è un problema che da poco, devono diminuire per forza. Abbiamo adesso un farmaco, pensate, per l'epatite C, che in Italia c'è 1 milione o 2 milioni di persone che hanno l'epatite C, di quali una certa parte va incontro a morte per questo, o epatite cronica, hanno problemi. Abbiamo adesso un farmaco che si chiama Sovaldi, che guarisce nel 90% dei casi questa malattia. Uno prende per 3-4 settimane, un mese o 2 al trattamento e guarisce nel 90% dei casi. Costa troppo però. E allora non glielo diamo. Allora Dovremmo lavorare. Dovremmo continuare a curare questi malati, cioè, voglio dire. Allora bisogna che i nostri politici, il nostro Stato, cioè, parli con queste persone che vendono questi farmaci e devono fare dei discorsi anche di questo tipo, economico, perché poi dopo questo si riflette, no, nel discorso del personale. Certo. E quindi tutto questo è un unico problema, no? E quindi personale medico, infermieristico, psicologico, tecnico, eccetera, che c'è negli ospedali, deve tener conto anche dei costi che ci sono di gestione di altro tipo, per esempio il costo dei farmaci o delle strutture che vengono usate per la radioterapia o per la chirurgia e così via. Professore, direi che abbiamo molta strada da fare. Io la ringrazio a nome degli psicologi del Veneto e di tutti gli psicologi italiani. Speriamo di averla a un prossimo evento che organizzeremo come ordine, sicuramente quello del Veneto, avrò modo di invitarla. La ringrazio ancora e Buona giornata e buon lavoro.